Ciao da Federico e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo in un'atmosfera magica, i primi raggi del sole vanno a illuminarmi e qui, oltre allo spettacolo del mare, davanti a me ho una chiesetta sul mare. Una chiesetta dove è avvenuto anche un miracolo, è la chiesa della Madonna dell'Angelo, e per raggiungerla ho fatto la Scogliera Viva, una delle passeggiate più belle dell'Alto Adriatico. Qui dal 1993 ogni 2 anni artisti da tutto il mondo vengono a effettuare sculture e decorazioni su questi scogli, rendendola incredibile. Mi trovo oggi a Caorle, in provincia di Venezia, in Veneto, per iniziare un giro che mi porterà in una spiaggia semideserta, dove ecosistemi diversi tra loro convivono e l'uomo la rispetta. Sarà un'esperienza unica e voglio portarvi con me. Immerso in questa piccola Venezia, qui Caorle tra Calle e Campielli, infatti la ricorda, le case colorate, colori pastello vivaci che mettono subito allegria e ricordano il borgo di una volta, perché i pescatori quando tornavano dalle loro giornate di pesca, specialmente nei periodi invernali quando qui c'era la nebbia, con i colori delle loro case belle vivaci, già da lontano sentivano il calore del ritorno a casa. L'inizio non può che essere più spettacolare di questo. Caorle è un posto dove ci vuoi sempre ritornare almeno una volta l'anno, è veramente magico. Un'emozione che toglie il fiato e cercherò di trasmettervela. Qui, ora, in questo momento, respiro pura pace e armonia con la natura. Davanti a me questa passerella in legno straordinaria che ricorda un passato molto lontano, una casone, una casa costruita con le canne palustri, con l'argilla, col legno, con quello che si trovava qua nei primi anni in cui gli abitanti decisero di innamorarsi di questi posti, e si può capire il perché. Notiamo che adesso sono in inverno, eppure qui attorno si respira una pace, un'armonia, e lì in fondo si ha pure la vista delle montagne con le loro vette ancora innevate. Sono qui alle foci del mare Adriatico e questo casone, mantenuto ancora in perfetto stato, grazie magari a chi l'ha ereditato, magari ci sono persone che qui sono nate, e è bello poter raccontare ancora oggi questa storia, e per chi trasmette l'amore di questi posti lo fa visitare gratuitamente in un'epoca in cui tutto è a pagamento. Questo è un grande amore per il proprio territorio e è facile innamorarsi di questi posti, il fruscio del vento e la bellezza della natura. In questo sentiero dei casoni mi lascio trasportare dalla bellezza che mi circonda. Si trovano tantissimi casoni tenuti benissimo e mi fa un gran piacere, ma questi colori, l'inverno con questi colori caldi, le montagne sullo sfondo, qui i campi coltivati. Oggi non sono più come un tempo delle case dove le persone ci vivono, qui sono luoghi dove ci si riunisce magari per mangiare qualcosa assieme, per apprezzare la bellezza di questa natura. Ci sono tantissimi uccelli anche in questo inverno perché sono diventati stanziali, quindi hanno deciso di non migrare e restare in questa bellissima laguna. Non lo so, tutta questa bellezza mi lascia senza fiato.
promise I would. Even though you wouldn't do the same. I'd give you. Lungo il percorso cambio habitat, cambia flora, cambia la fauna. Sì, perché adesso mi trovo nel Bosco delle Lame. Sono passato per il paesino di San Gaetano di Maragno e ora mi trovo qui, in un posto dove, se siete amanti degli animali, trovate scoiattoli, caprioli, fagiani, cigni, potreste imbattervi anche in delle volpi. Insomma, un vero paradiso per questi animali che hanno trovato il loro regno. E noi, con il nostro silenzio e rispettando al massimo la natura, possiamo entrare in pieno contatto con questi animali che sono qui presenti. Ora continuo il giro, sono circa a metà e adesso sono nella parte della Laguna Nuova per poi andare verso Brussa e la Laguna Vecchia e scoprire la magia di un ambiente selvaggio. Dal mare alla laguna, all'ambiente palustre, alla campagna, dove sono qui ora, tantissimo vento, sentirete un bel po' di fruscio, ma è come stare qui con me. Qui un tempo erano zone palustri, poi con la deviazione dei canali sono diventate zone agricole. Più mi avvicino alle montagne e mi allontano dal mare, più inizio a vedere qua e là qualche casa, qualche agricoltore contadino e il resto è tutta natura. I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same. Arrivato all'oasi naturalistica di Valvecchia, qui sono a Brussa e questa spiaggia selvaggia è veramente un qualcosa di incantevole, sempre uno sfondo con le montagne, oggi si vedono veramente molto bene e una pace che qui è assoluta. Lì in fondo vedo i casoni di Brussa. Per chi ama la natura, questo posto è da non perdere, un qualcosa di straordinario. Come al solito vi lascio la traccia in descrizione, vi lascio anzi 2 tracce, una per l'inverno e una per l'estate, infatti si possono evitare delle strade trafficate con un paio di imbarcazioni dove è possibile caricare anche la bici. Ma prima di concludere il video ci vedremo tra poco, perché vi svelerò anche il miracolo che è successo a Caorle. E ora arriva l'impresa più ardua di oggi, la pausa panino. E guardate, pane tipo 0,
con avena, rucola, una burrata, pomodorino secco e infine anche i pinoli. Non vedo l'ora di papparmelo. Mi ci voleva prima del ritorno. E finisco il video proprio dove l'ho iniziato, qui davanti a me, la chiesetta della Madonna dell'Angelo. E qui nel 1700 un'inondazione colpì tutto il paese, le case furono allagate dall'acqua salata, un vero disastro. Eppure qui davanti all'ingresso si trova una croce che indica dov'era il livello dell'acqua e all'interno di questa chiesa non arrivò nemmeno una goccia. E si gridò al miracolo. Questo prima di una chiesa era un santuario e meta di pellegrinaggine. Con questo il video è finito. Oggi ho fatto 90 km, perché io allungo sempre il tragitto, ma per voi sono 80 facendo questo percorso invernale, ma se fate il percorso estivo sono 50 km prendendo i 2 traghetti che consentono di attraversare i canali. Se il video vi è piaciuto mettetemi un bel like e al prossimo video. Ciao da Federico. I'd give you the world like I promised.